La Procura di Agrigento ha chiesto al GIP del Tribunale della Città dei Templi il rinvio a giudizio di 47 persone finite al centro dell'inchiesta Waterloo su Girgenti Acque, il colosso riconducibile all'imprenditore Marco Campione che ha gestito per anni il servizio idrico in provincia di Agrigento. Il pool di magistrati coordinati dal procuratore Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella e composto dai sostituti Paola Vetro, Sara Varazzi e Antonella Pandolfi ha messo un punto fermo su un'attività di indagine durata oltre 4 anni e culminata il 23 giugno scorso con l'emissione del fermo a carico di 8 componenti del disciolto Consiglio di amministrazione e dirigenti di Girgenti Acque. Provvedimento che non ha superato il vaglio del Tribunale del riesame, che ha scarcerato tutti gli indagati. Nella lista figurano tutti i membri direttivi di Girgenti Acque con Marco Campione in testa, tranne la dirigente Marisa Macaluso, che dopo un interrogatorio ha convinto i pubblici ministeri. Poi imprenditori, professionisti, politici di rilievo nazionale, giornalisti e funzionari pubblici con responsabilità di vertice, manager Delotti e Tours SPA appartenenti alle forze dell'ordine. E c'è anche il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè e il deputato di Italia Viva Francesco Scoma per l'ipotesi di reato di contributi elettorali irregolari, ma anche l'ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede e il presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato Giovanni Pitruzzella. Le accuse a vario titolo sono associazione a delinquere finalizzata a commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, corruzione, frode in pubbliche forniture, furto, ricettazione, reati tributari, societari e in materia ambientale. Contestualmente la Procura ha depositato una richiesta di archiviazione riguardante una sessantina di persone inizialmente indagate.